Buongiorno ad Angelica Sepe, buongiorno. Con Angelica Sepe noi continuiamo il nostro viaggio nella tradizione della canzone napoletana, la tradizione di oggi e di ieri. Oggi la prendiamo però da un punto di vista un po' particolare, quello di Lucio Dalla e della sua Caruso. Caruso, una bellissima canzone scritta quasi per caso, perché Lucio aveva rotto la sua barca a Sorrento e si reca all'Hotel Vittoria, che era di un suo carissimo amico, e gli venne narrata in quella serata tutta la storia di Enrico Caruso e gli danno anche la suite di Caruso. Quindi puoi immaginare, quasi quindi lui si è aperto fatale. la finestra, ha visto quel golfo, il pianoforte era lì ed è nata Caruso, una delle più belle canzoni. Devo dire che sposa antico e presente. Questa è... Ecco, questa canzone che ha dentro di sé una sorta di malinconia struggente, insomma, forse questo è il motivo che l'ha resa così popolare. L'ha resa così popolare e in realtà si rifà un pochino a Dici Tancella Voi, che è un classico della canzone napoletana. Forse è la cosa più giusta. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi fischia rise la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto bene assai. È una catena ormai che scioglie il sangue di te bene assai. A volte nella memoria della televisione ci sono delle scene indimenticabili, questa è anche un'occasione per ricordare Luciano Pavarotti e vogliamo ricordare anche che ieri è morto Claudio Abbado, che è uno dei straordinari direttori di orchestra che la nostra tradizione continua a regalare al mondo. Allora, questa canzone di Lucio Dalla ci ricorda anche un momento particolare della vita di Enrico Caruso. Certo, perché Enrico Caruso, come il grande tenore, insomma, era, non dico un donnaiolo, però amava le belle donne, amava la vita e quindi era un uomo pieno di grandi sentimenti. D'altronde Enrico Caruso muore relativamente giovane, perché muore, non aveva nemmeno 50 anni quando è morto. È stata una grandissima perdita, era un uomo straordinario, un pigmalione, ecco, se così si può. Ti volevo dire una cosa, che sicuramente l'Hotel Vittoria dedicherà un'altra suite, non solo quella di Caruso, ma ci sarà anche quella di Lucio Dalla. E questo ci sembra come può dire, darsi che... la chiusura di un piccolo cerchio, no? Tra l'altro è straordinario, un grande cantautore, uno dei cantautori che identificano una storia della nostra musica. Ma lui amava Napoli, Lucio, in un modo disumano. Lui prendeva lezioni di napoletano 3 volte a settimana, innamoratissimo di Totò. D'altra parte la generosità di Lucio Dalla tutti ce la ricordiamo e Napoli forse era il luogo anche in cui più la poteva esprimere. Grazie ad Angelica.